Le paratoie del Mose emergono per la prima volta dalle acque della laguna. A 3 giorni dal collaudo ufficiale previsto per sabato, le immagini delle prove tecniche compaiono online su Venezia Today. Le 4 paratie sono state installate nei mesi scorsi alla bocca di porto di Lido. Collegate dalle cerniere ai cassoni in cemento, restano sommerse e piene d'acqua in condizioni di marea normale per venire svuotate progressivamente in caso d'acqua alta. Salendo ostruiscono la bocca di porto regolando l'ingresso dell'acqua marina in laguna. Soltanto la simulazione del 12 dirà se il sistema funziona, almeno per questa prima parte già completata. Il progetto della grande infrastruttura, assicura il Consorzio Venezia Nuova, sta entrando nella fase finale, muovendo i primi passi verso l'entrata a regime dell'opera interamente costruita in Italia. Superate senza sostanziali rallentamenti le vicende giudiziarie che hanno portato all'arresto dell'ex presidente del Consorzio Giovanni Mazzacurati, l'opera, giunta all'80%, dovrebbe vedere la luce nel 2016, dopo anni di ritardi e un dibattito infinito sulla sua utilità. Sembra che non si fermi il flusso dei finanziamenti recentemente decurtati di un centinaio di milioni dal governo per trovare copertura all'abolizione dell'IMU.